In compagnia del giocatore Luca Santeramo del Roller Matera analizziamo questa partita, una partita che è finita con la sconfitta della propria squadra per 8-0. Però nel primo tempo avete tenuto botta, solamente il portiere del Castiglione è stato insuperabile, poi secondo me a un certo punto avete un po' lasciato andare e avete subito la sconfitta con 8 reti di scarto. Direi che c'è poco da raccontare di questa partita. Non siamo proprio entrati in pista, nessuno di noi, abbiamo cercato di fare il possibile il primo tempo, ma nessuno di noi ha risposto come doveva rispondere, come avevamo preparato la partita, e quindi sono quelle partite che devono andare così, non ci sono soluzioni. Ci dispiace tanto perché partire con una sconfitta del genere pesa. Però ci serve da lezione per poter lavorare meglio, con più convinzione e riscoprendo le nostre forze. Comunque io ho visto una squadra nel primo tempo è andata diverse volte alla conclusione, poi il portiere del Castiglione è stato insuperabile, però avete poi continuato a giocare, a cercare le conclusioni e tutto, forse è mancato un pizzico di fortuna, chiamiamola così. Quando finisce 8-0 la fortuna non c'entra niente. Sì, è mancata un po' di cattiveria sotto porta, probabilmente anche la situazione pista quasi impraticabile, ne abbiamo risentito di questo perché non si stava in piedi. Probabilmente i ragazzi del Castiglione sono abituati, però davvero non si sta in piedi. Non è un alibi, ma è una constatazione della partita di oggi.